qui nella nostra sede abbiamo raccolto 180 forcole, perciò abbiamo tutta la tipologia, dalle barche da lavoro alle barche da passeggio e quant'altro. Diciamo che ve ne illustro due. Questa qui, che è la forcola della gondola, che quando è inserita ha questa posizione leggermente inclinata, vedi? E la sua caratteristica principale è, ed è l'unica forcola, che consente di appoggiare il remo su 8 punti diversi, 4 anteriori, 4 posteriori. Ad ogni punto di appoggio, anche se sono molto ravvicinati, corrisponde una manovra. Perciò la gondola e questa forcola qui consente di fare qualsiasi evoluzione. Naturalmente la gondola non nasce come la vediamo adesso e nemmeno la forcola nasce come la vediamo adesso, è un'evoluzione tecnica che si evolve nei secoli. Quella che noi vediamo viaggiare attualmente nei canali prende la sua forma definitiva alla metà dell'Ottocento. Il ferro, allora, si chiama Dolphin, che vorrebbe dire delfino, perché se vedi sulla porta quello lì è una cosa che ho fatto io, quel che ho pensato, ma praticamente quello è il modello del primo ferro che veniva usato, è del 600, primo ferro seicentesco. Poi man mano si evolve perché la gondola cambia aspetto, perché quella gondola del 600 aveva prua e poppa esattamente uguali o quasi uguali. Poi si modifica, nel 700 abbiamo quei ferri molto alti che vediamo nei quadri. Ha una ragione, allora una ragione è che è un bilanciere, è molto alto, molto pesante, perché pensiamo che tutti i pesi sono dietro della barca, perciò doveva stabilizzare un po' la barca, altrimenti avremmo avuto troppo peso. E poi c'è anche una ragione, tutte le barche quando prendono vento girano di poppa, avendo una parte molto alta un po' compensava questa cosa. La funzione del ferro, perché tutte le barche hanno un ferro, è praticamente non un fatto estetico, ma una protezione, serve a proteggere questa parte qua dove viene inchiodato il fondo.